Ecco, quindi un saluto a tutti i presenti, un benvenuto nella sede dell'Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, un saluto particolare al Presidente della sezione di controllo alla Corte dei Conti, dottor Antonio Caruso, ai membri della sezione stessa, poi permettetemi saluti alla Presidente della Regione, onorevole Deborah Serracchiani, Sua Eccellenza il Prefetto, dottoressa Porzio, il Presidente della sezione giurisdizionale, dottor Simeon, della Corte dei Conti, il Procuratore regionale della Corte dei Conti, dottoressa Spedicato, e al Questore di Trieste, dottoressa Fusiello, grazie anche a lei, e ovviamente a tutte le autorità civili e militari che hanno condiviso questo invito e la partecipazione quindi a al rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale per l'anno 2017. Ovviamente un saluto ai colleghi consiglieri regionali che sono presenti quest'oggi. A me il compito di svolgere quello che è l'intervento di introduzione a questa importante giornata che si svolge qui nel Consiglio regionale. E quindi ringrazio proprio il Presidente della Corte, dottor Antonio Caruso, per aver voluto presentare in quest'Aula il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica per l'anno 2017. Con la riforma del 2012 la Corte dei Conti, quale organo di controllo dei conti pubblici, ha ricevuto dal Parlamento compiti più incisivi ed estesi sulla gestione finanziaria delle Regioni, allo scopo di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali, statale, regionale, delle autonomie locali e funzionali. Le grandi direttrici sono la Costituzione, in particolare gli articoli 81, 97, 100 e 119, ed i vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La sezione, nell'introduzione al programma di controllo per il 2017, poneva l'accento su una visione sistemica dei vari controlli. Sono istituti e strumenti che costituiscono un impianto ricco, compiuto, adeguato ed evoluto, cui si associano prassi consolidate di proficua collaborazione con gli organi e gli uffici dell'amministrazione regionale e del Consiglio regionale. Penso di poter dire che i momenti operativi nei quali si sostanzia il lavoro quotidiano vedano sezione di controllo e Regione lavorare nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze, ma sempre nell'alveo del principio della leale collaborazione, principio più volte richiamato dalla Corte Costituzionale. Mi sia consentito in proposito di ringraziare la sezione regionale per questo lavoro così imponente ed impegnativo, perché se la Regione e il sistema istituzionale e territoriale nel suo complesso presentano un quadro d'insieme con riconosciuti e costanti elementi positivi, ciò è certamente dovuto alla buona amministrazione e all'esercizio responsabile dell'autonomia ai vari livelli di governo della cosa pubblica, ma anche all'opera quotidiana dei magistrati contabili che, fedeli al dettato costituzionale, offrono quell'ausilio di cui il sistema territoriale della finanza pubblica ha bisogno per migliorarsi giorno dopo giorno. È dalle criticità, dai moniti, dai rilievi e dalle osservazioni della Corte che vogliamo trarre ogni utile e necessaria indicazione per il nostro quotidiano agire nell'esclusivo interesse della comunità. Infatti non parliamo solo di obiettivi di miglioramento riferiti alla gestione, ma anche ai rapporti istituzionali e a quelli costitutivi del sistema regionale di finanza pubblica, laddove i controlli e analisi della Corte dei Conti consistono nel monitorare ed indirizzare verso obiettivi nei quali si materializzano i principi di legalità, di regolarità e armonizzazione contabile, di economicità e di qualità dell'azione amministrativa. Signor Presidente, tra qualche istante conosceremo il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale per l'anno 2017. Richiamando alla memoria i documenti degli anni precedenti, so quanto esso sia stato profondo, analitico ed articolato, e soprattutto capace di leggere ed interpretare la composita realtà istituzionale di questa Regione nello specchio dei disegni riformatori che nel frattempo si sono realizzati. Il sistema istituzionale e quello integrato della finanza pubblica presentano gangli vitali dai quali dipendono le ragioni stesse della politica.
Penso all'armonizzazione dei bilanci pubblici, agli enti regionali, alle agenzie regionali e al sistema delle partecipate, ai riassetti organizzativi dell'apparato regionale e al funzionamento dei suoi controlli interni. Penso al riordino istituzionale del sistema integrato regione-enti locali e al riassetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale. Riforme che richiamano le esperienze vissute proprio in quest'Aula in anni non lontani e che ci confermano quanto sia difficile, ma pur sempre necessario e doveroso, coniugare le inalienabili esigenze della democrazia, la riduzione della spesa pubblica, l'efficientamento delle amministrazioni, le dimensioni ottimali dei servizi, il consenso partecipato. Il ruolo del Consiglio delle autonomie locali del rapporto di leale collaborazione tra Regione e le singole amministrazioni comunali sono fattori insostituibili per l'attuazione dei principi statutari di sussidiarietà e differenziazione. In questa sede non posso non soffermarmi brevemente sul profilo della produzione legislativa che la materia del coordinamento della finanza pubblica richiama. Infatti, se guardiamo ad uno spazio più ampio, sappiamo che numerosi sono gli interventi del legislatore statale e le decisioni della Corte Costituzionale, adita e pronunciatasi sul punto e sul perimetro da disegnare di giudizio in giudizio dei principi fondamentali del coordinamento, abbinato ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla tutela dell'unità economica della Repubblica. Già nel 2004, con la sentenza numero 37, la Corte Costituzionale si soffermava nel dare definizione e contenuto all'istituto del coordinamento della finanza pubblica. Negli anni successivi è ricorrente il richiamo alla congiuntura economica sfavorevole, o meglio, come afferma l'articolo 81 della Costituzione, alla fase avversa del ciclo economico, per legittimare la compressione delle risorse finanziarie e dell'esercizio delle competenze regionali. Se l'elemento solidaristico nei confronti della nazione intera è da sempre un punto fermo del regionalismo responsabile, e credo che a questa Regione vada dato ampiamente atto, la congiuntura negativa non può rappresentare una situazione permanente. Non a caso la Costituzione prevede nel contempo anche la fase favorevole del ciclo economico. Siamo infatti chiamati anche a tutelare le nostre prerogative statutarie della specialità e dell'autonomia e far sì che la ricaduta negativa sugli equilibri finanziari non sia permanente. La congiuntura sfavorevole, più che un dato giuridico, è un elemento fattuale e come tale suscettibile di diverse, mutevoli e talora contrapposte e contraddittorie letture. Affermava Vittorio Bachelet che esiste un coordinamento quando ci si trova di fronte a una pluralità di attività e di soggetti di cui l'ordinamento riconosce gradi di autonomia. Alla base del coordinamento vi è dunque una posizione di autonomia che si configura quale necessario presupposto del coordinamento medesimo, che a sua volta appare necessario per assicurare l'unità di indirizzi e percorsi univoci di legalità e di efficienza della pubblica amministrazione verso gli obiettivi della coesione, dell'equità e dell'armonia istituzionale. Se la Corte Costituzionale in numerose pronunce invoca da un lato il principio del coordinamento della finanza pubblica per affermare la legittimità degli interventi dello Stato nei confronti delle Regioni, dall'altro ha più volte richiamato l'elemento pattizio ed il principio di leale collaborazione nell'ambito del pluralismo istituzionale rafforzato dalla chiarezza e dalla trasparenza dei rapporti. Si veda in questo senso la sentenza numero 188 del 2016, ove, ancorata ai principi di solidarietà e di coesione sociale nella cornice di una Repubblica una ed indivisibile, sono poste, proprio con richiamo alla nostra Regione, le istanze di autonomia che, afferma la Corte, caratterizzano il tessuto democratico. 2 anni prima, sempre la Corte Costituzionale, nel giudizio promosso da questa Regione avverso a disposizioni statali urgenti in materia di base imponibile e tributi erariali, legittimava la manovra statale purché non comportasse uno squilibrio incompatibile per le esigenze della Regione, tale da impedire alla Regione stessa di adempiere ai propri compiti. Ma è con la sentenza 39 del 2014, Presidente Gaetano Silvestri e redattore Sergio Mattarella, che la Corte offre un limpido quadro proprio dei rapporti tra Regione Friuli Venezia Giulia e Corte dei Conti, in particolare in materia di coperture finanziarie indicate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. In quella sede il giudice delle leggi evidenziava il ruolo insostituibile della Corte dei Conti, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato ordinamento,
ma sottolineava nel contempo due elementi sui quali credo che tutti noi possiamo convenire. La collaborazione con la Regione e, per rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, uno speciale rapporto con il Consiglio regionale per consentire, come afferma la sentenza, di formulare la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivarsi di processi di autocorrelazione nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative. Questo disegno ordinamentale si specchia sul piano nazionale per tutti i consigli regionali grazie alla legge 160 del 2016, in virtù del quale la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali delle province autonome può rivolgere direttamente alla sezione autonomie della Corte dei Conti le richieste di parere in materia di contabilità pubblica. Concludo affermando che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ma in questa sede mi sia consentito di portare la voce anche delle autonomie locali, hanno operato ed operano con lo spirito e le finalità enunciate dalla Corte Costituzionale, consapevoli di quanto prezioso e necessario sia ciò che la sezione di controllo della Corte dei Conti sta dando alla Regione e al sistema territoriale ed economico nel suo complesso. Vi ringrazio per l'attenzione e prego, signor Presidente, a lei la parola. Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti, un grazie per permetterci di essere qui oggi per la prima volta in questa sede per presentare il rapporto. Prima di iniziare la lettura desidero rispondere a una triplice domanda che mi è stata rivolta da più parti. Cos'è il rapporto di coordinamento della funzione pubblica regionale? Perché ora? Perché qui? La risposta è unica. Il rapporto che è stato approvato ieri è il compendio dell'attività di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti che si è svolta nel corso di tutto il ciclo del bilancio regionale. Mentre a giugno 2017 è stato celebrato il giudizio di parificazione relativo al rendiconto dell'anno precedente, in questa sede viene presentato questo documento che rappresenta la valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche. Lo scopo è quello di fornire, così come la Corte dei Conti fa in sede centrale nei confronti del Parlamento, di fornire all'Assemblea elettiva regionale, in questo caso del Friuli Venezia Giulia, elementi e valutazione ai fini della ricalibratura degli interventi, ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. La funzione della Corte, infatti, è quella di stimolo e di impulso verso l'autocorrezione dell'amministrazione e dell'azione amministrativa, anche alla luce del complessivo rispetto della sana gestione finanziaria della Regione e degli enti locali, la legalità finanziaria. Un'altra piccola avvertenza è per economia di tempo mi vedrò costretto a omettere alcune parti della sintesi che troverete comunque nel documento che vi è stato distribuito. In realtà quello che viene in questa sede presentato è il terzo consecutivo rapporto annuale sul coordinamento della finanza pubblica regionale che la sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Friuli Venezia Giulia rilascia all'organo consiliare quale frutto della programmazione dei suoi controlli, in conformità alle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia che disciplinano la sua attività. L'odierno referto trova il proprio fondamento giuridico nel compendio normativo posto all'articolo 1 del Decreto Legge 174/2012, che prevede e disciplina un insieme organico di controlli che la sezione è per legge chiamata a esercitare nei confronti della Regione, con una sequenza ciclica racchiusa tra la parificazione del rendiconto di un anno e la parificazione del rendiconto dell'anno successivo. In questo articolato ciclo di controlli che si ripete negli anni, il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica non rappresenta solo un formale trade union tra i vari atti e attività della sezione, ma assolve con una finalità ausiliaria di coordinamento della finanza pubblica che trova diretto fondamento nell'articolo 100 della Costituzione la funzione di depurare la struttura e gli esiti dei controlli dalle ineludibili tecnicismi che spesso li affliggono e che li rendono talvolta scarsamente intellegibili. L'odierno rapporto assolve quindi anche un'importante funzione divulgativa sul contenuto e sugli esiti dei controlli della sezione, anche legandoli tra loro a mezzo di un filo conduttore che ne illustri le logiche seguite, tanto nella fase della programmazione quanto nelle fasi esecutive e ne rilevi gli effetti. La peculiarità del ruolo della Regione e delle sue prerogative statutarie, in particolare quelle che riguardano le relazioni finanziarie con gli enti locali e l'organizzazione dei suoi uffici, rendono indefettibile che il rapporto sul coordinamento venga a ricomprendere anche le relazioni tra la Regione e il sistema delle autonomie locali,
nonché gli esiti dei controlli della sezione sugli enti locali, che possono essere espressione o foriere di problematiche appartenenti al livello regionale. Ed in effetti l'odierno rapporto si snota secondo una logica argomentativa che coinvolge l'intero sistema regionale di finanza pubblica. Del resto analogamente a quanto accaduto nel rapporto su coordinamento dello scorso esercizio. Mentre nel 2016 il filo conduttore dei vari contributi presenti nel rapporto era costituito dalla disamina degli effetti e delle problematiche poste alla Regione e agli enti locali dalla nuova normativa contabile armonizzata, l'odierno rapporto si snoda secondo argomentazioni che prendono in considerazione la fase di forte transizione ordinamentale che sta attraversando l'intero apparato pubblico regionale e i cui effetti ridondano, come vedremo, sulla stessa organizzazione dei controlli della sezione. In questi ultimi anni l'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia è stato infatti interessato da importanti riforme che hanno inciso sui suoi aspetti costituzionali, istituzionali e organizzativi in relazione ad un contesto di livello nazionale che presenta anch'esso aspetti di profonda innovazione legislativa riguardante la contabilità e la finanza pubblica, armonizzazione e pareggio di bilancio. In prospettiva si deve tener conto anche che la legge 27 dicembre 2017 numero 205, che ha portato importanti modifiche al regime delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione, stabilendo l'inapplicabilità alla Regione delle disposizioni in materia di patto di stabilità, ma soprattutto modificando l'entità della compartecipazione regionale al gettito tributario erariale, sia in termini quantitativi, con variazione delle aliquote di partecipazione che in partenza garantirebbero l'equipollenza del gettito, sia in termini qualitativi, a mezzo della modifica del criterio di determinazione del gettito tributario di spettanza regionale. A quest'ultimo proposito, il criterio generale del luogo della riscossione del tributo previsto all'articolo 49 dello Statuto è stato sostituito da una pluralità di criteri fondati sul luogo del consumo e della maturazione in ambito regionale. Di particolare rilevanza il criterio di compartecipazione al gettito IVA, che è determinato nella misura dei 5,91 decimi sulla base di un criterio convenzionale pur collegabile a quel gettito tributario quale il consumo regionale delle famiglie rilevato dall'Istat. L'uniformità delle aliquote e soprattutto l'allargamento delle fonti di entrata dovrebbero produrre un effetto stabilizzante dei flussi totali di entrata, evitando in tal modo quei picchi, positivi o negativi, che si sono registrati negli ultimi anni e che risultano altamente controproducenti per il ruolo regionale di erogatore di risorse finanziarie per gli enti capacità previsionale ed una certa stabilità del gettito atteso. Un'attendibile valutazione sugli effetti della novella statutaria sarà peraltro possibile solo a seguito dell'emanazione delle disposizioni attuative. Le novità normative concernenti il livello regionale si espandono dunque in diverse direzioni, ma in questa sede rilevano soprattutto le tre riguardanti il sistema sanitario regionale, a mezzo della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali. 2. La rideterminazione degli assetti organizzativi dell'ente regione per quanto attiene ai rapporti con l'universo satellitare degli enti definibili regionali in senso ampio, e cioè caratterizzato dalla circostanza dell'esercizio a vario titolo di una funzione regionale da parte degli enti stessi. 3. Il sistema delle autonomie locali in relazione alla soppressione delle province e alla costituzione delle unioni territoriali intercomunali. Sotto il primo profilo, riforma del servizio sanitario regionale, con la legge 16 ottobre 2014 numero 17, la Regione ha operato il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ha posto norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria, prevedendo integrazione fra le aziende territoriali e quelle ospedaliere. A riguardo la sezione rileva che il quadro complessivo dell'andamento attuale del sistema sanitario regionale presenta aspetti di non univocità nelle sue linee di tendenza. Da un lato sembrerebbe appalesarsi rispetto alle gestioni precedenti un miglioramento in numerosi importanti indicatori tecnico-sanitari relativi al trattamento di patologie caratteristiche dei pazienti anziani. Accanto al miglioramento di tali indicatori si manifesta poi anche una maggiore economicità complessiva del sistema, in linea peraltro con la generale tendenza nazionale alla riduzione della spesa. Sulle dimensioni di tale conseguita economicità, tuttavia, va operata un'importante riflessione, giacché la stessa non appare chiaramente valutabile nelle sue dimensioni complessive, soprattutto in ragione della non completa attuazione in ambito regionale dell'armonizzazione contabile in ambito sanitario richiesta dal decreto legislativo 118. Rispetto al quadro di sistema delineato sul detto decreto legislativo, la Regione si è infatti normativamente e sostanzialmente discostata in numerosi modi, tale da compromettere la rappresentazione economico-patrimoniale unitaria a livello di sistema regionale sanitario perseguita in modo trasparente dal decreto legislativo.
Quale deroga rilevante ai principi del decreto va infatti interpretato lo svolgimento da parte dell'EGAS di attività ricomprese nel perimetro della gestione di attività sanitarie in via diretta o indiretta quale strumento di intermediazione del finanziamento regionale. La stessa mancata istituzione, in un primo tempo annunciata e poi sospesa dalla Giunta regionale, della gestione sanitaria accentrata regionale, prevista dall'armonizzazione contabile nazionale, non ha giovato alla chiarezza dei contorni delle risorse e degli impieghi rientranti nel perimetro della gestione del sistema sanitario regionale. Con la soppressione della speciale autonomia contabile e organizzativa della Direzione Centrale Salute, appare voler ancora di più riaccogliere il governo della sanità regionale in una logica finanziaria e di ordinaria amministrazione regionale. Tutto quanto appena esposto, unito alla consolidata prassi delle variazioni della programmazione sanitaria annuale, in primis finanziaria, operata dalla Giunta regionale in corso di esercizio, soprattutto con incremento delle attività sovraziendali, indebolisce fortemente la catena operativo-logica del ciclo programmazione, gestione e controllo, impoverendo grandemente la responsabilizzazione delle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali e richiamando passate prassi di copertura finanziaria successiva dei bisogni gestionali. Accanto ai miglioramenti più sopra evidenziati, tuttavia, sulla base delle attuali risultanze istruttorie acquisite dalla sezione, corre l'obbligo di annotare un peggioramento verificatosi in importanti ambiti di attività già in passato contraddistinti da rilevanti criticità. Sia l'area della prevenzione che quella dell'appropriatezza e complessità dell'attività ospedaliera vedono infatti il sistema regionale sanitario Friuli Venezia Giulia perdere posizioni, scendendo ancora nella graduatoria delle regioni nelle specifiche classifiche nazionali. Se prende atto poi, come sempre in ambito ospedaliero, si evidenzia un lieve peggioramento nel 2016 rispetto al 2013 dell'indicatore relativo al percorso emergenza-urgenza. Rilevantissimo punto di valutazione incerta rimane invece quello in merito al livello di raggiungimento dell'obiettivo più ambizioso della riforma, avviato con la legge regionale 17-2014, quello del miglioramento e dell'integrazione tra attività sanitaria territoriale e quella ospedaliera e in generale dell'assistenza primaria. In merito non appaiono disponibili e affidabili dati analitici di attività e processi in merito all'evoluzione della riforma dell'assistenza primaria e dell'integrazione ospedale-territorio. I dati sintetici che vengono forniti nel progetto di valutazione cosiddetto bersaglio, redatto dal laboratorio MS Sant'Anna di Pisa, tuttavia espongono un mancato miglioramento nell'anno 2016 dell'indicatore integrazione ospedale-territorio rispetto al 2013. Tale sintetica valutazione trova una sua diversa conferma nei dati relativi all'utilizzo nella regione Friuli Venezia Giulia da parte dei medici di base, cioè i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, degli strumenti informatici sviluppati nel tempo per permettere la condivisione e l'integrazione delle cure. Come sopra evidenziato, i dati nazionali aggiornati al terzo trimestre 2017 espongono un dato di utilizzo del fascicolo sanitario elettronico da parte dei medici di base del Friuli Venezia Giulia pressoché nullo, con logica non disponibilità nei processi di cura anche dei correlati profili sanitari sintetici. Il non utilizzo e presupposta non disponibilità di tali strumenti essenziali per la condivisione dei processi di cura primaria ed integrazione ospedale-territorio depongono il senso di un'attuale mancata effettività del cambiamento perseguito nei processi di cura primaria e di integrazione degli ambiti territorio-ospedale. Per quanto riguarda il secondo profilo da prendere in considerazione, cioè la rideterminazione degli assetti organizzativi della Regione, la ridefinizione del rapporto con gli enti regionali in senso lato non attiene solamente alla razionalizzazione della partecipazione regionale a società, ma si estende con effetti che attendono ancora maggiori approfondimenti al compendio di enti, aziende, agenzie ed altri che esercitano a diverso titolo funzioni regionali che perciò si inseriscono nel sistema regionale di finanza pubblica. A riguardo si deve però osservare che la definizione della strumentalità degli enti regionali operata dall'articolo 11 del decreto legislativo 118, la diversa individuazione degli enti che compongono il sistema regionale integrato, la potestà legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici, lo sviluppo normativo e dottrinale in ordine all'individuazione della nozione di ente pubblico e il recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1 del 2018 in ordine alla identificazione degli elementi costitutivi di un ente regionale rappresentano elementi di complessità del fenomeno che non debbono essere sottovalutati. La sezione sta monitorando da tempo l'evoluzione del compendio degli enti regionali, che ha talvolta presentato sviluppi meritevoli di particolare attenzione ai fini della finanza pubblica per l'intreccio e la contrapposizione tra gli interessi pubblici coinvolti, come per esempio le vicende che hanno portato la società Promotour Spa, con bilanci stabilmente in perdita, ad acquisire la qualifica di agenzia regionale successivamente accorpata con altra agenzia regionale, cioè Turismo FBC.
Lo scorso anno la sezione ha licenziato un referto su un argomento fondamentale sotteso alla problematica di cui ora si tratta, cioè sulla vigilanza regionale, evidenziando l'esistenza di criticità. La sezione si appresta a breve a rilasciare altro referto sui soggetti, le forme e le relazioni organizzative della Regione nell'ottica della finanza pubblica. Sotto il terzo profilo, riforma autonomie locali, la nuova disciplina rinviene un fondamento costituzionale nella modifica dello Statuto di autonomia, che ha preso avvio con l'approvazione della proposta di modifica operata dal Consiglio regionale in data 30 gennaio 2014 e che si è perfezionata con la legge costituzionale 28 luglio 2016 numero 1. Ai fini che in questa sede maggiormente interessano, va considerato che l'articolo 4 della novella costituzionale ha sostituito l'articolo 11, prevedendo che l'esercizio associato delle funzioni amministrative dei comuni possa essere disciplinato dalla legge regionale anche a mezzo di forme dichiarate obbligatorie. Ha quindi attribuito una copertura costituzionale alle innovative discipline sugli enti locali di cui alla legge numero 26 2014, 18 2015, 18 2016. La novità certamente più significativa degli assetti statutari della Regione Friuli Venezia Giulia, approvata dalla legge costituzionale numero 116, rimane comunque la soppressione delle province, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale, comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. La previsione statutaria ha ricevuto attuazione a mezzo della legge regionale numero 20/2016 che ha previsto e disciplinato la soppressione delle province Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali e la successione nei rapporti giuridici. Per le province di Trieste, Gorizia e Pordenone, in data 30 e 31 ottobre 2017, è stato approvato dal commissario il bilancio di liquidazione, preceduto dal rispettivo piano di liquidazione concernente il trasferimento del personale delle risorse finanziarie relative, l'assegnazione dei beni immobili, l'assegnazione dei beni che identificavano le funzioni istituzionali della provincia e i rapporti giuridici attivi e passivi in corso e connessi, ivi compresi il contenzioso. Particolarmente pertinente con i temi trattati all'odierno rapporto è la circostanza che quote dell'avanzo non vincolato ex provinciale sono state destinate al finanziamento delle intese per lo sviluppo di cui si darà in prosieguo. Con specifico riferimento alla costituzione delle UTI, si può osservare che uno dei settori strategici per l'equilibrio dei conti pubblici e territorio e per lo sviluppo del complessivo sistema economico regionale riguarda l'ottimale articolazione della gestione dei servizi sul territorio. Il legislatore regionale, con la legge regionale 2614, ha introdotto le unioni territoriali intercomunali nell'ambito di un processo di riordino del proprio territorio, mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, al fine di ottenere l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Va rilevato che la necessità di provvedere ad una razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi comunali resi sul territorio sconta, nell'ambito dell'ordinamento, una situazione estremamente complessa, nella quale si fronteggiano la particolare valorizzazione dell'autonomia degli enti, fondata su un principio di coordinazione tra Stato, Regione e Comuni, introdotto al nuovo titolo V della Costituzione, con l'emergenza di una finanza pubblica che non può più, in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, rinunciare ad una significativa razionalizzazione dei servizi su un territorio caratterizzato da enti piccoli e piccolissimi, per garantire nell'interesse dei cittadini il mantenimento degli obiettivi di qualità a costi sostenibili. Nell'ambito dell'ordinamento locale disciplinato il decreto legislativo 267/2000, testo unico degli enti locali, infatti la disciplina dell'assetto organizzativo prevista per i comuni capoluogo di maggiore consistenza demografica viene sostanzialmente replicata nei comuni di poche migliaia di abitanti, con conseguente inevitabile lievitazione dei costi di funzionamento. A tale proposito va altresì sottolineato che gli istituti già previsti nel citato testo unico per finalità di razionalizzazione delle strutture, come per esempio le unioni di comuni, disciplinata all'articolo 32 TUL, ma rimessa alla libera determinazione dei singoli enti, hanno avuto un'applicazione talmente limitata da risultare scarsamente significativa sotto il profilo degli effetti positivi di contenimento della spesa. Un precedente controllo concluso da questa sezione con deliberazione 6 del 2006 in materia di associazionismo comunale nel periodo 2000-2004 ha evidenziato che nonostante gli interventi contributivi volti a favorire il fenomeno, le unioni esistenti, che nel 2000 ammontavano a 18, nell'anno di chiusura del controllo si erano ridotte a 3.
Giova ricordare che in relazione alla normativa cosiddetta all'emergenza, introdotta nel territorio nazionale negli anni 10 e 12, con i decreti legislativi successivamente convertiti 78-2010 e 95-2012, ai fini di rendere obbligatorio l'esercizio associato di funzioni per gli enti di minori dimensioni, la Corte Costituzionale, nella sentenza 22 del 14, 5 2015, ha ravvisato il fondamento della coerenza costituzionale del processo di razionalizzazione della gestione dei servizi sul territorio proprio nelle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. In Friuli Venezia Giulia si è costituito un variegato fronte di opposizione al processo di riforma espresso anche attraverso numerosi ricorsi al giudice amministrativo. Allo Stato 51 comuni non aderiscono ad alcuna UTI. Questa situazione di frammentazione relativa agli enti che non compongono le UTI, unitamente all'eterogeneità delle modalità di gestione delle funzioni, resa possibile dalle modifiche degli articoli 26 e 27, volte a dare maggiore flessibilità al sistema, determinano una situazione contingente estremamente variegata, che mal si concilia con le finalità di razionalizzazione necessarie al buon funzionamento del sistema. Al fine di approfondire i motivi che stanno alla base delle posizioni di dissenso dei comuni non aderenti, la sezione ha preso visione delle deliberazioni consiliari relative, con l'obiettivo di avere contezza delle situazioni di criticità tuttora esistenti nel sistema. Da una prima lettura delle predette delibere dei relativi verbali d'Aula, in disparte da profili politici che non riguardano l'ambito di conoscenza di questo giudice, si possono enucleare alcuni aspetti di criticità che sono stati, tra l'altro, oggetto di contraddittorio con l'amministrazione regionale. In primo luogo giova sottolineare che tutte le istanze che riguardano più strettamente la ripartizione del territorio trovano allo stato attuale definizione nel piano territoriale regionale, divenuto atto ricadente nella competenza legislativa della Regione, attualmente riconosciuta in virtù della legge costituzionale 1.16. Per quanto attiene poi alle preoccupazioni espresse dai consigli comunali in relazione ad un possibile deficit di rappresentanza nell'ambito delle UTI, si deve sottolineare che nel disegno ordinamentale in cui trova coerente collocazione una razionalizzazione delle strutture operanti sul territorio, l'aspetto che appare più rilevante non è tanto quello di una dialettica maggioranza o minoranza, quanto quello della tutela concreta del cittadino utente del suo diritto ad una sana gestione. In ogni caso, il radicamento della coerenza istituzionale del processo di riordino dei servizi sul territorio nei principi di coordinamento della finanza pubblica deve indurre ad un approccio di grande concretezza alle problematiche di non lieve complessità che derivano dall'attuazione di tale fondamentale riforma. Un siffatto approccio non potrà pertanto prescindere dall'utilizzo di strumenti atti a consentire adeguata conoscenza e programmazione dei fabbisogni di risorse, primo fra tutti il controllo di gestione. Al contrario, senza un'adeguata e approfondiva conoscenza dei bisogni, anche in termini di mantenimento del livello della qualità del servizio, cui correlare un'adeguata strategia di distribuzione delle risorse umane, potrebbe determinarsi una situazione in cui si concretizzino effettivamente quelle duplicazioni di strutture paventate da coloro che avversano la riforma, del tutto contrarie agli intenti del processo di razionalizzazione. In tale senso, quindi, la criticata introduzione della figura del direttore generale potrà effettivamente assumere valenza di investimento, come sostenuto dalla Regione, qualora il suo operato sia esplicitamente ancorato, analogamente a quanto previsto all'articolo 32 TUEL, per le unioni nel resto del territorio nazionale, a conseguire attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa una rigorosa programmazione dei fabbisogni e progressivi risparmi di spesa in materia di personale. A questi fini, ulteriore fondamentale strumento a disposizione del sistema potrà essere costituito dal comparto unico regionale, dal quale si auspica possano derivare, rispetto al passato, nuove soluzioni contrattuali atte a favorire la flessibilità necessaria e a realizzare la nazionalizzazione dei servizi sul territorio. In relazione a questo articolato quadro ordinamentale di riferimento, in funzione del prossimo giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2017, il presente rapporto, riferendo sui principali esiti dei controlli svolti nel 2017, mira quindi a consentire una preliminare valutazione sullo stato di attuazione delle suddette riforme, rilevando sulla base dei dati disponibili gli effetti prodotti sull'organizzazione regionale in uno scenario mutevole e caratterizzato da incertezze anche sullo stesso ruolo esercitabile ed effettivamente esercitato dalla Regione. Fin dalla parificazione del rendiconto 2012, la sezione ha richiamato l'attenzione sul sistema regionale integrato di finanza pubblica e sulle opportunità che una virtuosa attivazione dell'istituto avrebbe potuto dispiegare nei vari scenari di finanza pubblica che vedevano coinvolta la Regione, sia nei rapporti con lo Stato, sia nei rapporti con gli altri enti della Regione, in particolare con i Comuni, anche a fronte di un ordinamento contabile e finanziario di livello nazionale in significativa evoluzione.
È stato ribadito a chiare lettere che ai fini della finanza pubblica l'ordinamento riconosce alla Regione un ruolo intensivo, espresso da un lato dalla responsabilità che essa assume nei confronti dello Stato circa il raggiungimento di un obiettivo finanziario complessivo, di sistema appunto, alimentato dal raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli partecipanti al sistema, e dall'altro dalla strumentalità che un buon esercizio delle prerogative regionali sancito lo Statuto e Autonomia può dispiegare ai fini del raggiungimento dei fondamentali obiettivi di finanza pubblica. La sezione a questo proposito ha da tempo affermato che costituiscono indispensabile presupposto per un siffatto esercizio della specialità regionale l'autonomia finanziaria e la possibilità di un'adeguata programmazione, l'adozione del metodo pattizio per la disciplina dei rapporti fra i vari livelli di governo, l'esistenza di un efficace sistema interno di controllo e di valutazione adeguato ai diversi oggetti e alle diverse forme di esplicazione dell'azione regionale, la qualità responsabile dell'azione regionale a ogni livello. Non solo responsabilità, ma anche e soprattutto qualità sono quindi valori che la Regione, specie alla luce delle novità sopra richiamate, è chiamata ad attivare in un contesto ordinamentale nel quale il sistema regionale integrato, o comunque una ormai imprescindibile gestione coordinata e coordinante degli enti regionali a livello regionale, sono lo strumento di attuazione. Un analogo ordine di idee è stato del resto anche espresso dalla Corte dei Conti il 27 marzo scorso, in occasione di un'audizione parlamentare avanti la Commissione per le questioni regionali, ove, nelle conclusioni a proposito del sistema regionale integrato di finanza pubblica, già vigente nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige, la Corte ebbe a sottolineare che si tratta di esperienze che andrebbero attentamente ponderate, anche quali possibili archetipi di regolazione dei rapporti finanziari a livello nazionale, regionale e locale, suscettibili, perlomeno per le autonomie speciali, di oltrepassare la soglia di una rilevanza meramente finanziaria per assumere anche connotati di qualità organizzativa e gestionale. L'attuazione del sistema integrato non può poi trascurare il principio delle coordinazioni degli enti di cui gli articoli 114 e 119 della Costituzione, né quello della sussidiarietà previsto all'articolo 118, né può ignorare la giurisprudenza costituzionale che individua nel metodo pattizio l'archetipo procedurale per la regolazione dei rapporti tra ogni livello di governo. Per converso è anche necessario prendere atto che in nome di un comune obiettivo di natura finanziaria, esplicazione del principio costituzionale del coordinamento della finanza pubblica, il sistema regionale integrato di finanza pubblica si presenta per le autonomie differenziate, slegate dai trasferimenti statali per il finanziamento degli enti locali del territorio, come uno strumento di ricomposizione dei rapporti fra gli enti, a fronte della sostanziale mancata attuazione del disegno di federalismo fiscale previsto dalla riforma costituzionale del 2001. La sezione ha segnalato con forza che il prevalere delle esigenze di mantenimento della spesa derivante dalla crisi economica ha favorito la suddetta ricomposizione, che è stata canalizzata in funzione delle esigenze della finanza pubblica e che di fatto è avvenuto attribuendo al soggetto cui compete la programmazione dell'utilizzo delle risorse disponibili sul territorio, e cioè la Regione, la regia e la responsabilità di un risultato finanziario riferito al livello non più di singolo ente, ma dell'insieme degli enti che insistono nel territorio. Fermo restando il doveroso raggiungimento dell'obiettivo finanziario complessivamente dovuto, l'equilibrio del sistema è quindi rimesso alla duttilità e buon uso della funzione di regia, che coinvolge ciascuno nel suo rispettivo ruolo e tutti gli enti interessati, secondo metodi che non possono prescindere, a tutela dell'equa ordinazione degli enti costituzionalmente garantita, da logiche di confronto e di considerazione delle esigenze delle singole situazioni esistenti a livello locale e regionale. In altri termini, il sistema regionale integrato si regge su una responsabilità di risultato in capo alla Regione, che giustifica la funzione di regia che la Regione stessa è tenuta a esercitare, la quale però deve essere controbilanciata dall'adozione di un metodo di confronto con gli enti locali, metodo pattizio, analogo a quello che intercorre tra la Regione e lo Stato. La disciplina attuativa della riforma costituzionale 2012 operata dalla legge numero 1 è tradotta a livello regionale nelle intese per lo sviluppo del sistema integrato, di cui l'articolo 7 della legge regionale 18 del 2015 valorizza ulteriormente questo ordine di idee, venendo anzi ad accrescere nell'importanza. La regia regionale non viene ad essere esercitata solo in un'ottica difensiva volta a contenimento alla spesa, bensì in un'ottica propulsiva, finalizzata a un'equilibrata politica di investimenti e auspicabilmente foriera di un effettivo sviluppo socio-economico del territorio regionale. Questo scenario di riferimento e la progressiva attuazione dei principi affermati dalla legge costituzionale hanno indotto la sezione a integrare l'ordinario oggetto del suo controllo di regolarità contabile dei bilanci degli enti locali, improntando con maggiore intensità i suoi controlli alle nuove logiche ordinamentali che inquadrano i doveri di rappresentazione contabile di finanza pubblica dei singoli enti in una dimensione di livello regionale di carattere sistemico.
L'aspetto concettualmente più innovativo si rinviene con riferimento alla finalità del controllo, nel senso che è stata intensificata la funzione di concorso a coordinamento della finanza pubblica che fa capo alla sezione. Il controllo sugli enti locali è stato in tal modo improntato non solo all'ordinaria finalità ausiliaria a favore del singolo ente controllato in relazione alle caratteristiche qualitative dei suoi documenti contabili, ma anche e soprattutto sulla base di quelle logiche sistemiche di rilevanza e dimensione regionale di cui si è sopra detto, a una finalità di coordinamento della finanza pubblica che si realizza nell'intendere gli esiti del controllo sui singoli enti come seguimento di un risultato complessivo di finanza pubblica da parte del compendio di enti esistenti a livello regionale. Come esito di carattere generale è stata riscontrata una rilevante imprecisione dei dati e le informazioni contenute nelle relazioni redatte agli organi di revisione con l'ausilio degli uffici comunali, che non corrispondevano alle omologhe risultanze dei documenti contabili degli enti. Segue un'ampia casistica di ritardi, errori, inesattezze provenienti dagli enti locali che rinvio alla parte scritta. Va precisato che questa ampia casistica di ritardi, errori e inesattezze provenienti dagli enti locali è stata agli stessi giustificata con riferimento alla mole degli adempimenti amministrativi che gravano sugli uffici comunali e alle difficoltà operative connesse all'entrata in vigore di una nuova disciplina contabile armonizzata. Sono state soprattutto ascritte ad una grave carenza di personale presso gli uffici finanziari del bilancio dei comuni o comunque alla carenza di personale professionalmente capace di affrontare le nuove problematiche poste alla disciplina della contabilità armonizzata. Do tempo ai lettori di rinvenire le pagine. Chiedo scusa, ma avete trovato? Ci siamo, possiamo continuare. In questo scenario è parso quindi opportuno procedere ad un approfondimento istruttorio volto a individuare le dotazioni organiche di fatto di tali uffici, con il duplice scopo di valutare l'attendibilità delle suddette giustificazioni e di poter prendere in considerazione, ai fini dell'esercizio della funzione ausiliare della sezione a favore dell'ente, anche aspetti soggettivi che non possono essere tralasciati nell'individuazione delle eventuali misure finalizzate a porre rimedio alle irregolarità riscontrate. Anche se le risultanze meramente quantitative non sono di per sé sufficienti per formulare conclusioni definitive, sono chiaramente emerse le difficoltà in cui versano i comuni di minori dimensioni. Va per contro sottolineato che le difficoltà organizzative degli uffici del bilancio non hanno impedito agli enti locali di adempiere con sufficiente puntualità e precisione agli obblighi di legge afferenti alla razionalizzazione delle partecipazioni in società. Passiamo ai controlli interni. Con riferimento all'organizzazione degli uffici regionali, i controlli della sezione svolti in 2017 non sempre hanno riscontrato adeguati livelli qualitativi in un settore strategico dell'azione regionale quale quello dei controlli interni. All'uopo, richiamate le gravi considerazioni in passato già svolte in ordine all'arretramento del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, in nome di una poco lungimirante idea di vantaggio derivante da una maggiore snellezza operativa, e a quella afferente alla mancata costituzione dell'organo di revisione contabile, si precisa che le valutazioni svolte sul sistema dei controlli interni nel 2017 evidenziano profili di criticità. Dalle verifiche effettuate sul sistema dei controlli interni attivati è innanzitutto emersa una situazione oggettiva di recente riorganizzazione. Alla luce del recente trasferimento di competenze in materia, l'attenzione della sezione si è rivolta principalmente verso il controllo successivo di regolarità amministrativa attualmente incardinato presso la Ragioneria regionale. Da tale esame è emersa una realtà in corso di evoluzione che per l'anno 2016 ha fatto emergere alcune non trascurabili criticità. Vengono in rilievo principalmente le difficoltà organizzative di organico, per cui attualmente il servizio di controllo in questione viene svolto da personale regionale incaricato di più attività. Al fine di raggiungere un più efficace risultato sarebbe invece preferibile individuare delle unità di personale, anche eventualmente meno numerose di quelle attualmente impiegate, da destinare esclusivamente a tale tipo di mansioni. Un'ulteriore osservazione va rivolta alle criticità riscontrate nella tempistica di svolgimento dei controlli. A riguardo va evidenziato che nel 2016 il piano di internal audit è stato adottato soltanto nel mese di marzo 2016. A regime, anche al fine di dare incisività ai controlli effettuati, sarebbe opportuno che tali piani di programmazione avvenissero in forma anticipata. Per quel che riguarda le metodologie adottate, si ritiene di dover raccomandare una più puntuale definizione degli atti e procedimenti controllati, affiancando alla metodologia di campionamento cosiddetta casuale sin qui adottato anche dei criteri di tipo professionale, emergenti in particolare dalle irregolarità riscontrate nei controlli passati.
Infine, si deve sottolineare l'importanza di dare seguito alle risultanze dei controlli effettuati, verificando con le direzioni centrali competenti l'adeguatezza delle misure conseguenziali e degli eventuali interventi correttivi adottati in conseguenza dei controlli svolti. Si dà conto nel rapporto sul coordinamento del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dell'amministrazione regionale, degli enti locali e degli altri enti regionali del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una verifica che rappresenta il nucleo essenziale dei controlli di regolarità e legalità intestata alla Corte dei Conti, anche nella prospettiva della verifica della legalità finanziaria come delineata dalla Corte Costituzionale. Per quel che specificamente attiene agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dell'amministrazione regionale per l'esercizio 2016, viene in rilievo in primo luogo il patto di stabilità che è stato rispettato in riferimento al tetto di spese finali in termini di competenza eurocompatibile. Di grande rilievo sono altresì gli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione a partire dall'esercizio 2016, come definiti agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 18-15, consistenti nel pareggio di bilancio, nella riduzione del debito residuo e nel contenimento della spesa del personale. Di tali obiettivi si era fornita una prima valutazione già in sede di giudizio di parificazione, sia pure sulla base dei soli dati disponibili al 30 giugno 2017. In questa sede, in base alla documentazione aggiornata trasmessa alla Regione, Direzione Centrale Autonomia Locale e Coordinamento delle Riforme, in esito a richiesta istruttoria della sezione, si deve evidenziare come l'istruttoria regionale di controllo dei modelli trasmessi dagli enti locali tramite la piattaforma regionale per ciascuno dei 3 obiettivi sopra citati non sia ancora conclusa, per cui la sezione ha avuto a disposizione soltanto i modelli relativi agli enti per i quali si è conclusa l'attività di controllo. Si tratta di 116 comuni. In base ai modelli disponibili relativi alla verifica e al raggiungimento per ciascuno dei 3 obiettivi di finanza pubblica per i 16 comuni controllati, risulta che tutti gli enti hanno rispettato i 3 obiettivi in esame. Si aggiunge che la Regione, con riferimento alla verifica dell'obiettivo del pareggio finanziario degli enti locali, ha disposto, nei termini di quanto previsto dal decreto del direttore centrale della Direzione dell'Autonomia Locale e Coordinamento delle Riforme numero 1721 del 6 dicembre 2017, controlli a campione relativamente al corretto utilizzo da parte degli enti locali degli spazi finanziari verticali regionali assegnati. La relativa istruttoria è tuttora in corso. È opportuno evidenziare che dall'attività di controllo esercitata la Regione e gli enti locali dovranno procedere a un significativo miglioramento della tempistica di aggiornamento della piattaforma regionale, al fine di consentire un più incisivo esercizio delle competenze regionali, in maniera da poter rilevare eventuali squilibri tempestivamente o comunque entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario seguente, anche al fine di porre in essere adeguate misure correttive. Infine un cenno alle partecipazioni della Regione in società controllate. Con questo referto si è inteso procedere a una visione d'insieme di quelle che sono le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione, pur senza poter elaborare un consolidato in senso tecnico, secondo le indicazioni fornite dall'allegato 4 del decreto legislativo 118, in quanto l'amministrazione regionale provvederà a redigere un bilancio consolidato delle proprie partecipazioni societarie soltanto nel corso del 2018. Su tale materia va debitamente evidenziato che il perimetro delle partecipazioni attualmente detenute dalla Regione è destinato a subire un significativo mutamento per via dell'attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato alla Giunta regionale con delibera 1817 del 29 settembre 2017. Degni di attenzione sono anche i dati di bilancio delle partecipate dirette. Con riferimento alle società ancora operative e non in liquidazione, il piano indica risultanze di bilancio che in alcuni casi manifestano sintomi di squilibrio nella situazione economica delle società. In particolare, delle 10 società, 3 presentano risultati all'esercizio 2015 negativi, in 2 casi vi sono state perdite uguali o superiori a 3 esercizi. Le situazioni più problematiche individuate si riferiscono a partecipate con risultati negativi nel 15 e nel triennio 13-15. Si tratta di Banca Mediocredito di Friuli Venezia Giulia, Aeroporto Friuli Venezia Giulia e Polo Tecnologico di Pordenone. La Banca Mediocredito registra perdite molto elevate nell'ultimo quadriennio, con un decremento del fatturato 2015 rispetto al fatturato medio del triennio del 17% circa, e un'incidenza dei costi del personale e dei compensi degli organi sociali 2015 sul fatturato del 15,85%, con un costo personale medio nel 2015 di 80.000 euro circa. Nel caso Aeroporto FVG e Polo Tecnologico di Pordenone, peraltro, per la chiusura dell'esercizio 2016 si prospettano significativi miglioramenti di bilancio. Come emerso in sede di contraddittorio con l'amministrazione regionale, sia nel caso dell'aeroporto come anche della Banca Mediocredito, si tratta di realtà in evoluzione e con significative prospettive di miglioramento gestionale,
anche per via del possibile ingresso nella compagine societaria di un nuovo socio tecnico-finanziario. In conclusione, dall'odierna disamina emergono ad ogni livello la penetrante incidenza delle riforme in atto sugli assetti istituzionali e organizzativi degli enti regionali e le correlate problematiche di sistema oggettivamente complesse che debbono essere avviate a soluzione. Particolare attenzione va riservata al livello degli enti locali che finora, tranne isolate eccezioni, non ha presentato casi di grave deficitarietà finanziaria. Proprio per salvaguardare questa virtuosa caratteristica dell'autonomia locale del Friuli Venezia Giulia è indispensabile cogliere tempestivamente i segnali di debolezza che provengono dagli enti e dare loro un'adeguata risposta, che presuppone una generale chiarezza e consapevolezza circa la funzione che ogni soggetto coinvolto dalla gestione è tenuto ad esercitare, con professionalità e secondo costruttive logiche di confronto. Vi ringrazio per l'attenzione. Scusate la prolissità. Grazie al Presidente. A questo punto per le conclusioni, ovviamente la parola alla Presidente della Regione, onorevole Debra Serracchiani. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto il Presidente della sezione regionale di controllo per aver offerto un'occasione di incontro tra le autorità istituzionali e i rappresentanti degli enti, che sinergicamente concorrono, ciascuno nel proprio ruolo e nell'esercizio delle rispettive funzioni, a perseguire e a realizzare il bene comune nel territorio della nostra Regione. L'illustrazione del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale per l'anno 2017 ha evidenziato le tappe fondamentali del percorso di riforma che ha interessato il modello istituzionale del sistema regione, l'assetto degli enti locali, il sistema sanitario regionale, il sistema dei controlli interni e il riordino delle partecipazioni regionali. Percorsi innovativi e complessi, avviati per rispondere non solo all'esigenza di operare concreti risparmi di spesa, ma in primo luogo per fornire risposte adeguate e tempestive ai bisogni espressi da una realtà economica, sociale e culturale interessata negli ultimi decenni da profondi cambiamenti. Vado quindi alla riforma del sistema delle autonomie locali. Le riforme concernenti il sistema delle autonomie locali hanno impegnato questa amministrazione per l'intero arco della legislatura. Pare utile sottolineare che nell'intenso percorso intrapreso riguardante il sistema dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali non ci sono state battute d'arresto, mentre a livello nazionale, come sottolineato di recente anche dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, ancora resta lettera morta l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 concernente l'obbligo per i comuni di esercitare congiuntamente le funzioni fondamentali. Di rinvio in rinvio sono trascorsi quasi 8 anni. Nel concepire questa azione riformatrice abbiamo coniugato le necessità dei risparmi con il dovere di promozione dello sviluppo e del rilancio dei nostri sistemi territoriali. Va detto infatti che anche gli effetti di riduzione della spesa pubblica dovuti alla soppressione delle province, seppur esplicitati per la prima volta in termini di risparmio strutturale dall'articolo 9, commi 33 e 38 della legge regionale 44 del 2017, vanno valutati nell'ottica complessiva dell'operazione di riforma ordinamentale, che punta, in coerenza con i più meditati interventi di risanamento finanziario dello Stato, non su operazioni e tagli lineari della spesa, ma piuttosto su di una riqualificazione che accentui la sua finalizzazione in termini di produttività degli interventi e di qualità dei servizi per rendere più competitivo il sistema Friuli Venezia Giulia. Appare pertinente richiamare le considerazioni esposte nella relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014, presentata il 25 giugno 2015, e quella del medesimo documento per il 2015 presentato nel 2017, ove veniva evidenziato nel 2015, con riferimento all'effettivo conseguimento di risparmi di spesa, che costituisce la ratio dell'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, che si tratta tuttavia di un processo ancora marginale, nel quale la valutazione dei risparmi in prospettiva si fonda essenzialmente sulla riduzione delle spese di personale, mentre va comunque perseguito un processo di razionalizzazione che dia luogo in ogni caso ad un miglioramento della quantità e della qualità dei servizi resi, mentre nel 2017 è stato riscontrato quel risparmio tendenziale di spesa avuto di mira dal legislatore,
tenuto conto che vi è un aumento della spesa corrente delle unioni correlato all'incremento delle funzioni fondamentali che vengono associate e dall'altro che i comuni associati diminuiscono la loro spesa corrente complessiva, poiché delegando le funzioni riducono i correlati impegni correnti. Consci della difficoltà che comporta l'integrazione delle diverse organizzazioni comunali delle unioni territoriali, abbiamo previsto, appunto nelle stesse, secondo le migliori pratiche già in essere in altre unioni di comuni d'Italia e oggi sottolineate anche dal Presidente Caruso, come l'unione ad esempio del Campo San Pierese e l'unione della Bassa Romagna, la figura del direttore generale, figura rivelatasi strategica nei casi di successo, sia nella fase costitutiva sia nella fase di consolidamento e sviluppo delle unioni. Considerando infine che la fase di avvio delle unioni del Friuli Venezia Giulia non può dirsi attualmente conclusa, in quanto sussistono tuttora elementi di incompletezza e di transitorietà, è di vitale importanza garantire che le unioni possano disporre di una figura di vertice che disponga della capacità e della motivazione necessaria a costruire l'organizzazione dell'unione in termini tali da renderla idonea a svolgere i compiti ad essa spettanti ed a collaborare nel ridisegnare l'organizzazione dei comuni partecipanti a fianco degli amministratori locali e al servizio dei cittadini. Per quanto sopra delineato, siamo convinti che il processo di attuazione della riforma in corso non possa e non debba essere arrestato, senza arrecare grave danno alle nostre comunità e al futuro dei nostri territori. Vado al ruolo della Regione nel settore della finanza pubblica locale. Nell'ambito delle verifiche sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali del territorio, la Regione è chiamata a svolgere un'attività di monitoraggio e comunicazione dei dati finanziari rilevanti ai fini del pareggio di bilancio degli enti medesimi. Il ruolo della Regione è diretto a garantire, attraverso la regia e il rapporto esclusivo per conto degli enti locali con i ministeri competenti, l'attendibilità e la tempestività di dati finanziari che rappresentano indicatori nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica. Un'attività di verifica che si affianca alla funzione di controllo esercitata dalla Corte dei Conti, in ordine al sostanziale rispetto dei principi e delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali del territorio regionale. Consapevoli della rilevanza che riveste l'azione sinergica tra la funzione di controllo di gestione e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la funzione di monitoraggio e verifica, ci impegniamo a perseguire nell'interesse comune obiettivi di costante coordinamento e collaborazione con la sezione regionale nella logica del sistema integrato di finanza pubblica e nella prospettiva di utilità ed economicità delle diverse azioni che la Corte dei Conti e la Regione sono chiamate a intraprendere, secondo il proprio ruolo e nell'esercizio delle rispettive competenze. Assume a tal fine fondamentale rilievo, come più volte affermato dalla Corte dei Conti, il controllo svolto dai revisori dei conti all'interno di ogni singolo ente locale. La Regione, riconoscendo l'alto valore di garanzia della funzione di controllo interno, ha riformato d'intesa con i relativi ordini professionali del territorio la disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali. La riforma introdotta dalla legge regionale numero 18 del 2015, che ha ricevuto riconoscimenti positivi anche dal Ministero dell'Interno, ha l'obiettivo fondamentale di consentire agli enti stessi di avvalersi della collaborazione di revisori di comprovata esperienza e formazione, designati secondo una procedura finalizzata a garantirne la terzietà. È stato in particolare istituito, a decorrere da settembre dello scorso anno, l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, nel quale sono inseriti i soggetti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti o revisori legali, in possesso di requisiti di esperienza e di 30 crediti formativi conseguiti nel triennio precedente, crediti che devono essere annualmente garantiti ai fini del mantenimento nell'elenco medesimo. Giova rilevare che a livello nazionale i crediti formativi annuali richiesti sono 10, contro i 30 previsti dalla normativa regionale. Si ritiene che questo sia indice significativo del più elevato livello di formazione specifica richiesto e concordato per i nostri revisori. Va sottolineato infine il ruolo assunto dalla Regione nel processo di armonizzazione contabile degli enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia, unica nel contesto regionale, ha previsto in collaborazione con ANCI una capillare attività di formazione, sia nei confronti dei responsabili dei servizi finanziari che dei responsabili degli altri servizi degli enti locali, per consentire il regolare avvio della contabilità armonizzata. Vengo quindi al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale.
Il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, approvato con legge regionale 16 ottobre 2014 numero 17, ha consentito un graduale ma sostanziale riequilibrio delle risorse assegnate ai relativi enti per i 3 livelli fondamentali di assistenza. Il progressivo spostamento di risorse tra ospedale e territorio ha permesso di trasferire il finanziamento fra i diversi livelli di assistenza, ospedale, territorio e prevenzione, dalle percentuali del 50,04% ospedale, 44,33% territorio e 5,63% prevenzione dell'anno 2014 precedente alla riforma, alle percentuali del 44,93% ospedale, 49,57% territorio e 5,49% prevenzione dell'anno 2017. In termini generali, il finanziamento di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale è passato da 2.185.597.539 euro nell'anno 2013 a 2.251.982.787 euro nell'anno 2017, quindi non tagli ma un più 3,04%, garantendo integralmente l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di quelli aggiuntivi per la popolazione del Friuli Venezia Giulia. Tra questi va ricordato un piano vaccinale completo e la sostenibilità dell'innovazione in sanità, soprattutto in campo farmacologico, dove la nostra Regione si è fatta carico della spesa per i farmaci innovativi che nel 2017 ha rappresentato un onere aggiuntivo di oltre 30 milioni di euro. Giova evidenziare inoltre che la Regione non fa gravare sul cittadino alcun ticket per la farmaceutica territoriale, contrariamente a quanto avviene in altre regioni italiane. Tutto ciò in un contesto di continuo miglioramento delle performance del sistema sanitario regionale e del livello di salute della nostra popolazione, caratterizzata fra l'altro da un progressivo invecchiamento e un preoccupante aumento della non autosufficienza, che non possono che riverberarsi in termini di aumento della pressione sui servizi richiesti al servizio sanitario e sociale. Per quanto riguarda il governo e la qualità dell'offerta per acuti, il tasso di ospedalizzazione contenuto rispecchia una buona capacità di governo della domanda e della cosiddetta appropriatezza. È stato avviato inoltre il processo di rinnovamento della rete di emergenza del 118 in sintonia con quanto avviene in altre regioni e questo migliorerà le performance del sistema dedicato alle patologie tempo-dipendenti. La presa in carico della cronicità registra nel suo complesso un miglioramento. In sintesi, come evidenziato da numerosi indicatori, si assiste a un progressivo miglioramento della performance sanitaria del sistema. Su questo desidero precisare che gli indicatori che, contrariamente a quanto sostenuto in una parte della relazione del Presidente, sarebbero negativi, fanno riferimento al Piano Nazionale Esiti, allo stesso rapporto bersaglio della Scuola Sant'Anna di Pisa e al rapporto Ambrosetti-Crea. Collocano questi indicatori per il 2016, ma anche per il 2017 e per lo stesso rapporto indicato nella relazione, cioè il rapporto bersaglio della Scuola Sant'Anna, sono già disponibili anche i dati provvisori del 2017, collocano la Regione di fronte ad un miglioramento di tutte le performance, tranne una, che è quella indicata per l'emergenza e l'urgenza. Vale la pena però ricordare che antecedentemente al 2013 non c'erano dati sull'emergenza e l'urgenza. Quindi i dati, e su questo sommessamente mi rendo disponibile per un confronto quando vorrà la sezione di controllo, sono sostanzialmente diversi da quanto in parte riportato, e lo dico sommessamente, nella relazione odierna. Il sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale. Il sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale ha trovato con legge regionale numero 1 del 2015 una definizione legislativa organica e compiuta che consente di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e di verificarne nel contempo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità attraverso il sinergico e organico raccordo delle diverse forme di controllo interno disciplinate dalla legge medesima. Ai tradizionali controlli di regolarità contabile ed amministrativa si affiancano il controllo strategico e di gestione, la valutazione della prestazione, il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità e trasparenza, il controllo ispettivo e il controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate. A 2 anni dalla riforma possiamo affermare che il nuovo sistema di controlli interni permette di verificare la legittimità del singolo atto di spesa,
rispettando la tempistica imposta dalla normativa in materia di fatturazione elettronica, di monitoraggio dei debiti della pubblica amministrazione e di certificazione dei crediti vantati nei confronti della medesima, e consente soprattutto di valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati all'azione amministrativa. L'impegno per il futuro non può che essere quello di rendere più incisiva l'attività di controllo interno ed in particolare, come sottolineato dalla Presidenza, di incrementare l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, attraverso opportune misure di carattere organizzativo che consentano di adeguare i risultati del complesso delle attività di verifica alle finalità perseguite dalla legge di riforma. Le società partecipate dalla Regione. Ancora mi sia consentito un breve riferimento al tema delle società partecipate dalla Regione, oggetto anche questo di molteplici considerazioni che abbiamo ascoltato con attenzione. Come codesta Corte ha potuto constatare nel continuo e proficuo dialogo che si è instaurato da tempo, è proseguita incessante, anche durante l'anno che si è da poco concluso, l'azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, culminata nell'adozione del piano di revisione straordinaria prescritto dal decreto legislativo 175 del 2016, quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione dell'anno 2015. Come noto, gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale con i piani ricordati restringono a solo 11 le partecipazioni dirette in società, rispetto al totale delle 24 partecipazioni dirette che nel corso dell'ultimo triennio la Regione è venuta a detenere, anche per gli effetti della sopravvenuta soppressione delle province. Ebbene, le misure poste in essere nel periodo in esame hanno cominciato a dare frutti tangibili, tanto che oggi registriamo con soddisfazione un generale miglioramento rispetto al quadro fotografato nel 2015, miglioramento testimoniato dal ritorno all'utile di alcune aziende oggetto della disamina di cotesta sezione regionale di controllo, quali l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia e il polo tecnologico di Pordenone, la prima delle quali, anzi, dai dati del preconsuntivo 2017, ha raggiunto risultati persino migliori rispetto alle previsioni contenute nel proprio piano industriale. Tutto ciò a dimostrazione di un generale trend positivo di risultati, ma soprattutto del maturare di alcuni indirizzi strategici di medio-lungo periodo, che tenacemente sono stati perseguiti da questa amministrazione. Vi richiamo tra l'altro alle azioni intraprese per il rilancio e la valorizzazione dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, con le opportunità industriali connesse alla prossima messa in esercizio del polo intermodale, che renderà il nostro scalo sempre più attrattivo. Voglio riferirmi poi all'impegno profuso per il rilancio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, in particolare alle tappe recentemente segnate lungo tale percorso, nel rispetto di quanto prescritto dall'autorità di vigilanza bancaria, sotto il duplice profilo del risanamento dell'istituto e della individuazione di una solida alleanza industriale. Obiettivi raggiunti, si noti, nella perfetta osservanza dei tempi dettati dalla vigilanza, attraverso le note operazioni straordinarie dello scorso anno e da ultimo con la stipula dell'accordo quadro con il gruppo bancario ICCREA. Non vanno dimenticate nemmeno tutte le azioni intraprese per l'ampliamento delle attività di FVG Strade e gli sforzi profusi per disegnare il dopo Autovie Venete, il cui percorso, come sapete, deve ancora concludersi. Da ultimo, e non certo per ordine di priorità, credo che un bilancio dell'operato di questa Giunta sul fronte della razionalizzazione delle partecipazioni societarie non possa prescindere, lo dico con orgoglio, da un dato: quello dell'aver saputo coniugare la pur doverosa opera di razionalizzazione e l'ineludibile azione di contenimento della spesa pubblica improduttiva con la salvaguardia dell'occupazione, costantemente assicurata nei pur drastici processi di dismissione talora intrapresi. Il coordinamento della finanza del sistema regionale nel contesto della finanza pubblica nazionale. Il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica dà conto del raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari previsti per l'esercizio 2016. Il sistema degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia ha dato il suo contributo e a che il conto consolidato della pubblica amministrazione italiana sia compatibile con i vincoli stabiliti in ambito comunitario. In tal modo la finanza territoriale si è espressa in armonia con la finanza statale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale e nel rispetto dei limiti contemplati dall'articolo 119 della Costituzione. Occorre tuttavia precisare che la capacità del sistema regionale di sostenere le misure di concorso alla finanza pubblica e nel contempo di mantenere i propri bilanci in condizione di efficienza finanziaria è strettamente legata alla prevedibilità delle misure stesse e più in generale alla stabilità e certezza delle relazioni finanziarie con lo Stato. In questo contesto è utile ricordare che il 30 gennaio scorso la Regione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con lo Stato che opera in 3 diversi ambiti, tutti diretti a valorizzare la stabilità finanziaria del sistema territoriale.
In primo luogo il protocollo, facendo seguito a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 817 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 numero 205, bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 18-20, delinea un'ipotesi di disciplina di attuazione del nuovo articolo 49 dello Statuto regionale, che modificando il criterio di attribuzione delle compartecipazioni regionali e ampliando il novero dei tributi erariali compartecipati dalla Regione, riduce la difficoltà di programmazione delle entrate già messa in evidenza dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014. Inoltre l'accordo muta la modalità di finanziamento di alcune funzioni attribuite alla competenza della Regione, in particolare in materia di finanza locale, che, in ossequio ai principi statutari, vengono sostenute da quote di compartecipazione a tributi erariali anziché da trasferimenti statali puntuali. Infine, l'intesa precisa il contributo alla riduzione del debito dello Stato dovuto dalla Regione in forza del protocollo sottoscritto nel 2010, riducendolo per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 di 120 milioni di euro, passando da 370 milioni di euro l'anno a 250 milioni di euro l'anno e rinviando all'esercizio 2019 la definizione del contributo per le restanti annualità. Oltre alla citata stabilità nelle relazioni finanziarie con lo Stato, elemento imprescindibile di un efficace coordinamento dei livelli di governo, è la trasparenza, semplicità e continenza delle regole di coordinamento della finanza pubblica stabilite dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa, che devono raggiungere l'obiettivo dello sviluppo equilibrato della finanza pubblica attraverso tecniche contabili comprensibili e che non comprimano, oltre la misura strettamente necessaria, l'autonomia finanziaria dell'ente territoriale. Su questo punto è necessario rimarcare che il sistema italiano deve ancora trovare la giusta ponderazione tra interessi costituzionali coinvolti. Le numerose sentenze della Corte Costituzionale in materia di pareggio di bilancio, recentemente pubblicate, che definiscono giudizi promossi in primis dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pongono in evidenza alcune lacune della disciplina vigente introdotta con la legge 243/2012, alla quale si attende che lo Stato ponga quanto prima rimedio. In conclusione, concludo esprimendo un vivo ringraziamento da parte dell'amministrazione regionale e mio personale al Presidente della sezione, al Procuratore regionale e a tutti i magistrati per l'attenzione riservata ai processi di riforma che hanno interessato l'ordinamento regionale, in particolare nell'ultimo triennio della legislatura. Mi riferisco in particolare all'articolato percorso di armonizzazione dell'ordinamento contabile regionale, ormai giunto a compimento, percorso che più di altri ha beneficiato nella sua attuazione del proficuo confronto con gli organi della sezione regionale di controllo. Più in generale va riconosciuto l'altissimo valore dei controlli svolti dalla sezione nei confronti dell'ente regione e degli enti che costituiscono il sistema regionale integrato. Controlli che nel loro complesso sinergicamente contribuiscono ad indirizzare l'azione amministrativa verso obiettivi di qualità ed economicità e a mantenere al massimo livello l'attenzione nel perseguire il rispetto della legalità e degli equilibri finanziari del sistema regione. Grazie. Grazie alla Presidente. E quindi con l'intervento si chiude il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale per l'anno 2017. Ringrazio nuovamente il Presidente Caruso e la sezione di controllo della Corte dei Conti regionale e auguro una buona giornata a tutti voi. Grazie.